Perché eravate recalcitranti, Però la verità è questa, che noi non siamo ancora arrivati a fare il punto della situazione. Un giorno ti tirano un colpo di pistola e il giorno dopo non lo sappiamo più. Lui no. No, non è stato lui a sparare. No, assolutamente, non c'entra niente con la pistola. Ah, ho capito. È tutta un'altra storia. Era un altro fidanzato quello lì? Sì. Era un altro fidanzato. Anche tu sgarzola però, Beh, ma sono piaciuta, sai. E poi Gino lo vedo invece un po' compreso, però effettivamente c'era una storia che dobbiamo puntualizzare. Nilla so che ormai l'ha già annunciato. Che non ho già detto che su questa storia ho ben poco da dire, anzi nulla. Basta. Agli altri il compito... L'ardua sentenza. Sì. Allora, noi la ripercorriamo, io invece ho fatto un piccolo scherzettino, nel senso che cominciamo a rivederla, la riassumiamo per i nostri telespettatori. È cattiva la cosa? No, però insomma almeno capire, guardiamo qua, ecco qui ci sono due fidanzati, sì. Sono due leoni della canzone, si chiamano Gino Latilla e Nilla Pizzi. Qualche anno fa molto fidanzati evidentemente, vedete anche lo sguardo d'amore che c'è tra i due, insomma una cosa, si vede Nilla, si vede che anche tu eri un po' presa però perché... Beh, se parlavo con lui dovevo guardare lui. Sì certo, però eri insomma un po' così. Succede qualche cosa però, guardate un pochino cosa succede subito dopo, ecco qua, Latilla smentisce il suo fidanzamento, ma questa volta la fidanzata è la signora Carla Boni. Ma io non l'ho rubato a lei, intendiamoci. No. Ecco, Questo lei è vero. È testimone, lo può dire. Sì, è vero. E basta con sto rubamento. Ma cosa vuoi? Io non ti ho rubato niente. Ma dico, tu mi sei sempre vicino, ma non c'entri niente. Ho capito, però lì tu smenti, perché hai smentito questo fidanzamento? Perché io sono un gentiluomo, di solito non parlo mai di queste cose. Però insomma lì ormai evidentemente la cosa, guarda la posa in cui siete, tu come due sposini. Se tu guardi bene, io lì ho la faccia del cretino. Qui Carla, non so a chi arrivi la frecciatina, però andiamo avanti a questo punto. Tu smentisci, ma succede che Boni e Latilla sabato a sposi, poi è avvenuto. Qui sei con l'abito da sposa addirittura, Carla? Sto provandolo, sì. Stai provando questa cosa, eccetera. Sì, per cui il fidanzamento c'era veramente allora? Io non volevo, ma lui voleva e poi alla fine ho detto vabbè, proviamo. Ma veramente che cantava volevo dir di no ero io. Beh vabbè, ma tu mi hai detto non lo sposare. No. Ecco, lei te l'ha detto di che aveva ragione. Lei me lo diceva sempre, non lo sposare. Ah, lei te l'ha detto? Sì, E perché non l'hai detto. creduto tu, in No, effetti? io te l'ho detto dopo che l'avevi già sposato. Vabbè, questa è cattiveria, per me lo dovevi dire prima. Esatto, scusa, perché hai aspettato? E tu, Gino, non Il dici divorzio niente? c'è adesso, prima non c'era. Ho capito, quindi eravate obbligati. Andiamo avanti un pochino con la storia, però a questo punto, anche qui, la Pizzi si risposa, quel signore lì è un tuo fidanzato, Nilla, e tu stai per risposarti in Messico. Ma chi è? Non lo so, è un tuo fidanzato. Io non lo conosco quel signore. Eppure c'è scritto lì, guarda, la Pizzi si risposa. Guarda che quel signore lì io non l'ho mai conosciuto. Questa è una bella storia vera. Esclusivo, guarda che è una roba. Sì, ma tu eri in Messico. Ma io non lo conosco, ma quel signore lì non so chi sia. Senti, ma tu con chi eri in Messico? Con Santi Simeone, No, giusto? io ero in Messico da sola. Da sola, ma non c'era il tuo fidanzato? Ma quale fidanzato? Io ero in Messico, quello lì non lo conosco. Chissà chi è quello che mi accende la sigaretta. Dovevi sposarlo, Fatemelo vedere da lì vicino. Sotto, nella diascadia non si legge, però lì sotto c'è scritto fra qualche giorno lo sposa. No, ma non è lui. Ho capito. È un altro. Sì, è un altro. Perché allora non c'erano, arrivavano le fotografie dall'estero quasi addirittura per nave, per cui non si capiva bene chi fossero. Andiamo avanti, la storia non è finita. Allora lei, risposato a noi, eccetera. Lui, guardate, disperato. A questo punto abbiamo Latilla disperato, lo vedete? Che praticamente si straccia tutte le cose perché la Pizzi si risposa, ovviamente, succedeva questo. Era così? E si butta anche in piscina per questo. No. È vero? Lui, sì. Ma Si io è non buttato lo in piscina non per lo la Pizzi? sapevo. No, per la Pizzi. Silenzio, silenzio che siamo una cosa. Come? Per la canzone. Nella canzone. Ciumbala Bay, sì. Questa era Ciumbala Bay. Allora andiamo avanti, vediamo un momentino come continua la vostra storia, perché queste sono tutte copertine che sono state magnifiche. Ecco, la Pizzi è tutta contenta però, vedi, perché a un certo punto Bali Lulop, eccetera, qualcosa. Vediamo cosa succede a Carla, però andiamo avanti. Ti sei fatta suora. Sì, ma non è possibile, Carla. No, guarda. volevo entrare in convento, ma poi era troppo freddo, io ero delicata di gola. Hai sentito allora... cosa ha detto Gino? Cosa ha detto? Voleva entrare in convento dei frati. Dei frati. ma Gino, ma sei tremendo. Ma perché lei era...
Lei era secondo te abbastanza... Questa è buona, questa è Si faceva buona. corteggiare volentieri, tu dici? Fraternizzava. No, è vero. Non è Carlo. vero, allora no, ero proprio una personcina molto a posto. Dopo mi sono un po' buttata così. Ho capito. Ho capito. Andiamo avanti, vediamo un po' il finale. Guarda come ti hanno ridotto, come ti ha ridotto l'amore. In mutande. Praticamente. Quasi. È Adesso, un film, quello lì è un va a film. dire che questo è un film. E facciamo una cosa, però adesso guardiamo veramente in faccia la realtà al giorno d'oggi. Come sono i vostri 3 rapporti oggi? Dopo tutto alle spalle, amori, delusioni, abbandoni, suicidi, Beh, finti suicidi, insomma, tutte queste Devo cose. dirlo io? No, sì. lo dico anch'io. Per la verità. Dillo tu. Ma tu hai detto No, che tu non di parlavi. quello che vuoi tu. Io dico quello che voglio io. Dimmi, Io dimmi. dico che sono una persona felice, amica, non me ne importa niente di niente, sto bene così. No, ma come lui sto. chiede di noi tre, per Appunto, noi tre. bene, i nostri Ma rapporti certo. sono rapporti di amicizia, è di logico. stima e Sì, sì. tutto. Anch'io nei riguardi di Nilla, però nei riguardi di Gino c'è Ai. sempre un po' di battaglia, Ai, devo dire la ai. verità, perché lui è un po' serpentello. Cioè, cosa intendi dire per serpentelli? Perché io ho il difetto di essere leale, sincera e dico la verità. E allora a lui non piace la verità, si dispiace. Cioè? No, dimmi Gino. No, io so tante barzellette, ma questa qui le batte tutte. No, quelle però che volevo dicono. dire, evidentemente lei ti conosce, sai come moglie è difficile perché come moglie tu conosci una persona più da vicino sotto un'altra ottica, evidentemente lei ti vive così, non è detto che poi la realtà sia al 100% questa, però può darsi che lei ti viva così, giusto? Che ti viva come una persona... Ma noi non ci siamo mai Padrona, capiti e padrona. mai conosciuti. È vero questo? Mai, è vero. Lui non ha conosciuto me, io ho conosciuto un po' lui dopo 20 anni. Ma è difficile la Ce n'ha faccenda. messo del Ma tempo. senti una cosa Carla, ma questo però eri innamorata quando l'hai sposato di lui? Ma io ho sposato perché volevo fare una famiglia, volevo riunirmi certo con un uomo che poi rimanesse con i nostri figli, i quali sono 2 che penso che anche lui voglia molto bene a loro, come io voglio bene ai miei figli, eccetera. Ma naturalmente lui è un uomo che ha amato molto le donne, che poi Devo chiamarli uomini, non ho No. capito. No, però voglio dire, evidentemente lei ha vissuto male il fatto che tu probabilmente fossi circondato Ma no, ritorniamo a dire le stesse cose, questo mi dispiace. Io non però c'entro, Io credo che ad un certo punto dobbiamo arrivare ad una conclusione, perché noi siamo ancora sposati. Lui vorrebbe risposarsi e io, per carità, si sposasse pure. Io non c'entro neanche Ma non qui, c'entri neanche. Però prima di avere questa possibilità, questa libertà, deve separarsi da me. Certo, è vero o non è vero? certo. E perché non lo fa? Non l'hai ancora fatto? Perché Gino? non lo fai? Perché non l'hai fatto? Ma perché non lo fai? Appunto. Ma Com'è? io sono separato dal 68, no? E allora no, Allora, perché non hai ora? Che ne so Sposini, io? lei cosa dice? Una storia straordinaria. È una storia che non ha fine. Però no, tu non hai risposto Gino, onestamente. Cioè, tu ti vuoi risposare? Perché no? Perché non... Allora dovresti divorziare però, giusto? Certo. Perché non lo fai se hai questa intenzione? È perché lei non vuole. No, io non voglio. Non vuole. Faceva un gesto Io ho con la- detto sì, Allora però... voi siete tutti testimoni che ha detto sì, va Sì, bene? però- Siete tanti, e poi Certamente. aspetta, lì ci vede. Aspetta, c'è un certamente. Dicevi? Ma è tanto che io ho detto sì, è lui che non ha mai firmato. Ah, è lui Siamo che... andati anche in tribunale, ma lo dobbiamo sempre... Ma perché diciamo queste cose qui? Mica un tribunale. No, è noi- vero, no, ma era una Andare cosa... avanti con la trasmissione. No, certo, no, un momento, è mettiamo lì carino. dietro No, è tutti carino quanti. No, era tutto carino, questo. mettono no, era carino d'accordo. capire, Ma perché io li vedo ragazzi, sempre cosa cantare dici tu? insieme. Ma ecco, Li vedo sempre insieme guarda, e trovo molto Paolo, delizioso noi questo. lavoriamo insieme e lavoriamo con molto Perché il loro gusto. rapporto è tranquillissimo sul perché set. lui è bravo, Nillan, vabbè, non ne parliamo. Noi vogliamo sapere da chi dipende questo fatto che lui non si può più risposare. Eh beh, Ecco, da lui da chi pare dipende? che- Lui Ecco, io dice voglio che io sapere non ho questo. collaborato, Io mentre non invece c'entro. non è vero, abbiamo collaborato, però lui non ha firmato in tribunale. Allora chi è E che perché? pecca? Ah, non lo so. Perché non hai firmato in tribunale?
No, non è vero, perché io so leggere e scrivere benissimo, allora a un certo punto devo sapere cosa firmo. Ho capito. Non posso Vabbè, allora firmare magari qui, questa è una cosa che diventa più privata, per cui la abbandoniamo qui. È molto carino invece avere capito che i vostri rapporti, diciamo, interlavorativi sono ottimi. Anzi, Poi Paolo, che tu sei tanto carino e buono, abbiamo fatto bravo. anche un festival di Napoli che abbiamo vinto un primo premio. Quando farai quella cosa lì di Napoli, ricordati che noi possiamo... È vero, caro? Che meraviglia! vi prendo subito in parola. Venite qui tutti e tre. Allora, Ma che armonia, ma che armonia! allora Ma che è armonia! bellissimo. Bellissimo. Allora, a questo punto, visto che abbiamo chiarito questa cosa, ti prego, Gino, magari mettiamoci in mezzo. Allora, adesso facciamo Sì, lui un sempre bel in mezzo. Sempre in terzetto. mezzo io, Facciamo devo un bel terzetto, cantiamo delle canzoni. Voi siete liberi di cantare quello che volete e cantate delle cose che vi piacciono, a chi volete, insomma, delle grandi dediche musicali. Dei messaggi. D'accordo? Gino, sei tranquillo? No, perché ti vedo... No, tranquillo. No, io sono tranquillissimo, poi Una soprattutto cosa la tua delicata. presenza basta. Ma se ti ringrazio. Cioè, che sono Adesso molto è chiaro. felice quando sono con te. Ti ringrazio. Vieni tu a fare il giudice quando sarà il momento Ma del no, divorzio. ma voi no, ma se l'ambiente come qui andrà benissimo secondo Sì, me, non ci finisce a sarà nessun tarallucce e problema. vino, a tarallucce è vero, e vino. sono molto contento di questo. Allora, adesso i leoni della canzone. Carla Boni, Gino Latilla, Nilla Pizzi. Quando tu baci me, tu baci l'altra, l'altra che ha tolto a me quasi la vita. Lo so, ma voglio vivere e voglio ancora illudermi d'essere amata. Quando tu baci me, tu baci l'altra, l'altra che piace a te più della vita. Lo so, son disperata, ma è tanto bello, tanto dolce essere amata. Sembravi discesa dal cielo ed eri Jezebel, Jezebel, simile a un angelo, la voce d'un usignol. Jezebel trascinò l'anima credula, demonio dagli occhi blu, credere volle il cuore a quella tua bocca
sì. Grazie Lilla. Grazie Gino, grazie, veramente. Al ballo, al ballo. Devo dire che era molto Tutte le donne divertente. fanno così.